Questa frase che vi sto dicendo è impossibile. La ripeto. Questa frase che vi sto dicendo è impossibile. Non sto scherzando, è così. Questa frase che vi sto dicendo è impossibile, è davvero impossibile. A pronunciarla, infatti, ci metto circa 5 secondi. Ma tra il primo secondo in cui dico questa e l'impossibile finale, trascorrono 4 secondi. E prima ancora 3, e poi 2, e prima ancora mezzo secondo, e poi metà secondo, e ancora metà della metà di un secondo, e così via all'infinito, al punto tale che non potrò mai finire la frase, perché tra un secondo e l'altro esiste un infinito sempre più piccolo, ma infinitamente incolmabile. Eppure la frase la pronuncio. C'è davvero da perdere la testa, ed è un po' come Achille con la tartaruga, il paradosso di Zenone, il grande sapiente greco, l'allievo di Parmenide. L'infinito è dappertutto ed è come un buco nero che risucchia ogni cosa finita, anche la più semplice, come andare da una stanza all'altra delle nostre case o dividere sempre a metà una torta. Per quanto diventerà quasi invisibile, ci sarà sempre una metà della metà da tagliare. L'infinito è l'abisso delle nostre vite e lo incontriamo ovunque, in una mela, in una corsa. Nell'amore è quando perdiamo il senso del tempo perché siamo semplicemente felici. Il maestro della prossima lezione, Pier Giorgio Di Freddi, è docente di logica matematica e divulgatore e abile narratore nei territori di confine tra la scienza e la vita quotidiana. A lui affidiamo il compito infinito di parlarci dell'infinito. Parlare dell'infinito in un tempo finito è naturalmente impossibile.